Alla vigilia Cory Henry, organista jazz considerato fra i migliori musicisti di organo Hammond B3 della sua generazione, non ha deluso le aspettative ed è stato protagonista ieri sera dello splendido concerto al Castello di Udine che ha chiuso la quinta giornata ieri sera di Udine e Jazz. Henry, che al suo attivo ha collaborazioni con grandi nomi della musica contemporanea come Bruce Springsteen e P. Diddy, ha mostrato sul palco tutto il suo talento davanti a un pubblico entusiasta. Il pomeriggio del festival aveva anche visto l'emozionante esibizione di Ayham Ahmad, divenuto famoso a livello planetario come il pianista di Yarmouk, simbolo di pace e rinascita durante la guerra in Siria. Domani domenica gran finale di Udine Jazz con la cantante, strumentista e musicista elettronica Daniela Pes, già sold out, ore 21:30 sempre al Castello.